Buon pomeriggio, ben trovati. Sicilia 24 Focus torna a occuparsi della tematica del bullismo e lo fa oggi alla luce di un ennesimo fatto sconvolgente, ma che in qualche modo ha permesso anche a noi cronisti di raccontare delle reazioni, delle prese di posizione, delle iniziative che sono dovute, ma che certamente per noi è importante raccontare, perché il bullismo venga sempre più considerato un fenomeno da isolare, oltre che naturalmente da combattere. Do il ben trovato agli ospiti di questa puntata. In studio con me saluto la dottoressa Santina Caffo, che è vice comandante della polizia locale di Mister Bianco, un comune del Catanese molto presente, molto attivo sul fronte naturalmente di quello che significa parlare di questo argomento, discutere di questo argomento, informare, ma anche raccontarci in questa occasione che cosa va fatto e quando soprattutto il fenomeno del bullismo diventa un reato. Fra poco il nostro collegamento con gli altri ospiti, ma intanto restiamo proprio con lei, comandante, proprio per capire come è diventato il bullismo in questi anni, come si è trasformato anche per la presenza dei social. Sì, dobbiamo dire che oggi la trasmissione di messaggi, di parole, di video attraverso uno schermo può lasciare dei segni profondi, perché si commette appunto violenza, prevaricazione e questo è un fenomeno che deve essere analizzato e cercare di essere contrastato. Come lei diceva, c'è una trasformazione importante che è segnata dall'avvento dello smartphone e dei social network, perché il fenomeno del bullismo, che sappiamo rappresentare un fenomeno che riguarda l'identità, diciamo, del soggetto, che aderisce ad un gruppo per identificarsi con lo stesso, accettando anche delle regole, dei codici di comportamento, fa sì che si mettono in atto dei comportamenti che in merito ai quali non viene percepito il disvalore di ciò che si compie. E ci tengo a sottolineare che mentre il bullismo aveva, diciamo, uno spazio fisico e temporale, nel senso che se noi pensiamo ai fatti che accadono all'interno della scuola, prima dell'avvento dello smartphone la delimitazione era temporale e anche fisica, cioè la scuola era il luogo dove si compivano questi atti criminosi. Però con il suono della campanella finiva tutto, il minore tornava a casa, che rappresentava quindi un luogo di rifugio. Oggi non è più così, perché si sono azzerati, diciamo, i confini, esatto, all'interno dei quali si compiono questi atti, perché la notifica di un messaggio diciamo che fa scattare appunto l'aggressione del cyberbullismo. Quindi non ci sono più orari, perché questo arriva... È uno sconfinamento spazio-temporale, esatto, no? Diciamo così, nel mondo social. Quindi in qualsiasi momento, facendo parte di un determinato gruppo, arriva una notifica e io guardo quello che sta accadendo. Allora, comandante, la blocco solo perché do il ben trovato agli altri ospiti che sono in questo momento collegati con me. Prego la regia naturalmente di farceli vedere, così saluto, eccolo qua, lo vedo inquadrato e quindi lo saluto, don Ugo Di Marzo, che è una figura, devo dire, molto spesso presente quando si tratta di tematiche legate ai giovani. Lui è il parroco della comunità pastorale Roccella Sperone a Palermo, quindi una comunità forte e nella quale comunità don Ugo è certamente una figura di grande importanza. Buon pomeriggio don Ugo, grazie. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito. Allora, adesso ci spostiamo perché abbiamo iniziato, eccola qua, la vedo e la saluto, è l'avvocato Concetta Latorre, ben trovata. Concetta Latorre è un avvocato che non solo fa bene il suo mestiere, ha seguito dei casi davvero drammatici, ma è certamente un legale che affronta certe tematiche con la professionalità, ma anche con quella fetta di cuore che è fondamentale, no? Avvocato, in una situazione
come questa. Il caso di Furcisicolo, il caso del giovane di 17 anni bullizzato durante una gita scolastica e probabilmente non solo, ma che è balzato agli onori della cronaca per ovviamente la denuncia fatta dai genitori e ai carabinieri e poi successivamente per la presa di posizione della scuola. È certamente un caso di cui vogliamo parlare. Che cosa è accaduto? Intanto buongiorno a voi e grazie per avermi voluta ospite in questa trasmissione. Parlare di bullismo è importante perché sono questi dei fenomeni come quelli sulla violenza sulle donne che si combattono soprattutto con la prevenzione e quindi col messaggio che tutti dobbiamo dare e quindi anche nelle trasmissioni televisive. Che cosa è successo? Questo ragazzo purtroppo è stato vittima durante una gita scolastica, quindi in un momento in cui doveva godere di quella che era la compagnia dei propri compagni di classe e dello svago che una gita scolastica fa, è stato invece vittima di gravi atti di bullismo, proprio gravi, da parte dei non compagni di classe ma comunque di istituto. Atti che purtroppo si sono sviluppati per un periodo piuttosto lungo, per tutti i 4 giorni della gita scolastica e in diverse località della Campania, perché era una gita a Pestum, quindi nelle località mi pare ci fosse anche Napoli, abbiamo saputo tutto questo grazie anche a quello che è stato l'intervento di alcuni ragazzi. Ecco, questo ci tengo a sottolinearlo perché accanto a quelli che sono dei fenomeni così tristi perché si fondano proprio sulla mancanza di rispetto dell'altro, ci sono anche dei ragazzi che però hanno ben chiaro quello che è invece il concetto e la necessità di intervenire a favore di chi subisce questi atti di bullismo. Ed è stato grazie proprio all'intervento di questi ragazzi, di alcuni ragazzi della scuola, che il papà è venuto a conoscenza, i genitori sono venuti a conoscenza di questi atti di bullismo e abbiamo immediatamente denunciato i fatti sia alle autorità diciamo scolastiche e sia anche alla procura. Ecco, la denuncia naturalmente comporta che adesso insomma chiaramente ci sono delle indagini in atto, è giusto avvocato, ci sono tante cose delle quali magari parleremo più avanti. La scuola intanto ha preso la sua importantissima, fondamentale decisione. I 3 ragazzi, 2 minori, un maggiorenne, mi corregga se sbaglio avvocato. Sì, 2 minori e un maggiorenne. Esatto, non sono stati ammessi nemmeno agli scrutini, quindi sono stati bocciati. Questa è una cosa certamente molto importante che segna un precedente non certamente isolato, ma che va guardato con il rispetto che merita e va discusso, va raccontato perché sia esempio, è giusto avvocato? Sì, guardi, io devo dire che effettivamente la scuola ha avuto un comportamento di grande responsabilità, perché nel momento in cui è stato presentato il nostro esposto si è immediatamente attivata perché noi abbiamo potuto riconoscere questi 3 ragazzi che hanno compiuto materialmente questi atti di bullismo grave e quindi nei confronti di questi 3 ragazzi è stata applicata la sanzione di massimo rigore che è appunto quello dell'allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni e la non ammissione allo scrutinio finale, quindi la bocciatura. Però la scuola ha fatto anche altro perché dall'esame diciamo delle dichiarazioni di questi ragazzi è emerso anche il nome di altri ragazzi che non hanno partecipato, non hanno compiuto materialmente questi atti di bullismo, però hanno ripreso con il cellulare gli atti gravi commessi e li hanno poi condivisi nella chat, nelle varie chat di gruppo. E addirittura c'è stato anche chi questi video li ha non solo condivisi nella chat di gruppo, ma li ha anche postati sui profili Instagram. Quindi abbiamo avuto la possibilità anche di conoscere chi ha partecipato
perché sono sempre atti di bullismo. Sì, E quindi l'indagine, diciamo, che si è estesa anche ad altri ragazzi. Sì, avvocato, le chiedo una cosa, nell'atto in cui queste immagini vengono condivise, no, posto che si tratti di immagini di bullismo, vengono diffusi nei social, ma soprattutto poi vengono condivisi tra i ragazzi, c'è la possibilità che si sconfini in ipotesi di altri reati, oltre che quello appunto del bullismo stesso? Allora, intanto c'è da dire che il bullismo non è un reato. Certo, certo. Non c'è lo so, una purtroppo no. ipotesi. Ecco, le ipotesi di reato sono diverse, si può parlare di 602 bis, certi persecutori, si può parlare di 609 ter, quindi la qualificazione giuridica del fatto reato Certo. noi la stiamo ancora aspettando da parte della Procura, anche perché le indagini sono in corso e quindi non abbiamo, diciamo, una qualificazione precisa del fatto reato. È ovvio che la consumazione del reato anche tramite la diffusione di immagini determina una fattispecie delittuosa certamente diciamo più grave di quella di quando le immagini rimangono nella sfera privata dei singoli soggetti. Certo, avvocato. Allora adesso andiamo a Palermo, dove c'è Don Ugo che ci ha ascoltati certamente. Don Ugo, allora, questo fatto naturalmente lei lo conosce, è tristissimo da sentire, da raccontare, ma nella sua esperienza non solo di sacerdote ma anche di responsabile per quello che concerne bullismo e cyberbullismo all'interno di un istituto scolastico, lo vuole citare lei, dello Sperone, chiaramente per lei questa cosa che è accaduta è fonte certamente di considerazioni che abbiamo voglia di sentire. Assolutamente sì, ancora grazie per questo invito. Sicuramente da prete posso parlare di episodi che già riguardano abbondantemente anche gli oratori ormai, perché anche gli oratori non sono esenti da momenti di difficoltà in tal senso. Poi come docente referente dell'ICS Giuseppe Di Vittorio di Palermo, qui allo Sperone, ho anche un ruolo come referente bullismo e cyberbullismo particolarmente interessato da questi fenomeni, chiaramente. È inutile dire che questi fenomeni sono presenti, si tende purtroppo a non parlarne con chiarezza, ma bisogna affrontarli partendo dalla principale causa di tutto questo, che è un'incapacità, per quello che è il mio punto di vista, ormai la mia esperienza col mondo dei giovanissimi soprattutto, l'incapacità di vivere relazioni sane, relazioni belle. Soprattutto dopo il Covid, siamo tutti iperconnessi, siamo tutti esperti di connessioni, con un clic ci colleghiamo da una punta all'altra del pianeta, magari pure con la Luna, adesso come ben sappiamo riusciamo a fare pure dirette dalla Luna, ma non ci sono relazioni, ci sono connessioni che sono cose ben diverse. E in questo contesto di non relazione, questi episodi non nascono come violenza, che sia fisica o no, ma nascono come un gioco stupido, un gioco che non si capisce ha delle conseguenze, anche dei rilievi penali a volte perché poi subentra anche il reato, e i nostri ragazzini poi si ritrovano lì per lì a fare qualcosa che per loro inizialmente è un gioco, ma quando hanno il cellulare in mano non comprendono che quel gioco, tra virgolette, che già gioco non è, viene amplificato in una maniera assolutamente sproporzionata rispetto alle loro capacità di comprendere quello che stanno facendo. Quindi il mondo degli adulti, secondo me, si deve interrogare molto su questa realtà. Società iperconnessa, ma mancante di relazioni. E noi come Chiesa abbiamo il nostro ruolo, la scuola il suo ruolo, le forze dell'ordine hanno il loro ruolo, nel poter educare a relazioni. È fondamentale oggi. Allora, io torno solo un attimo dall'avvocato perché Don Ugo aveva detto era uno scherzo, no? Comincia come uno scherzo. Allora, derubricare questa cosa gravissima, no? Da parte dei ragazzi, chiedo anche se è accaduto da parte delle famiglie, dei giovani coinvolti, questo glielo chiedo chiaramente a sua discrezione poter rispondere, ma c'è stato questo tentativo di minimizzare, di rendere tutto era un gioco? Guardi, allora, io direi che usare la parola gioco in una situazione del genere è un po', oserei dire, pericoloso, perché i fatti sono fatti gravi ed è evidente che chi ha commesso chi ha avuto questi comportamenti sapeva già che non si trattava di un gioco, perché io non posso scendere nei particolari. No, avvocato, non glielo chiedo.
Non glielo chiedo, però le dico una cosa. Comportamenti che sono abbastanza gravi. Sì, c'è stata da parte di qualche genitore diciamo, pensare che si trattasse, li ha qualificati come atti di goliardia. Qualche genitore li ha qualificati come atti, però non i genitori di quelli proprio dei 3 ragazzi che sono stati direttamente coinvolti. Perché diciamo che la goliardia è altro, ecco, e quindi anche i genitori magari si sono resi conto che erano degli atti pesanti, molto pesanti. Allora, dove finisce il gioco, dove comincia la violenza vera e propria? Infatti, come diceva l'avvocato, non si può parlare di un brutto scherzo tra ragazzi, perché qua si tratta di condotte criminose e dobbiamo avere il coraggio di chiamare appunto le cose con il proprio nome. Infatti, perché se un ragazzo prende di mira un compagno o una compagna per il suo aspetto fisico, per una disabilità, per il suo orientamento sessuale, per il suo anche credo religioso o anche politico, sta violando il diritto di libertà e la dignità dell'altra persona, e quindi le regole ci sono per essere non solo rispettate ma per proteggere gli altri. Come dicevo prima, una cosa è subire un'offesa, una derisione in classe davanti per esempio a 10 compagni. C'è già il sentimento di vergogna che prova la vittima. Altra cosa invece è subire la vergogna quando viene portata a conoscenza l'immagine o il video attraverso una chat di gruppo o attraverso per esempio le piattaforme di TikTok, dove questi video in pochi minuti ricevono un numero, migliaia di visualizzazioni proprio in pochi minuti. Allora, io la blocco solo un attimo e chiedo ai nostri ospiti che sono collegati di guardare questo servizio che è stato realizzato dalla collega Simona Mazzone, che riguarda noi la chiamiamo la Vox, cioè chiediamo alla gente un'opinione sulla possibilità che l'Italia si adegui a quanto avverrà in Gran Bretagna, almeno così sembra, con il divieto di utilizzo dei social ai minori di 16 anni. Guardiamolo insieme e poi mi dite cosa ne pensate. Eccolo qua. Vietare l'uso dei social ai minori di 16 anni? Sì. Perché? È perché gli altri sono più avanti di noi, già l'hanno fatto gli inglesi. Imminente in Gran Bretagna il divieto di utilizzo dei social per tutti i minori di 16 anni. Londra pronta a seguire l'esempio dell'Australia. Se ne discute anche in Canada e in Francia. L'Italia si adeguerà. I catanesi propendono per il sì. D'accordissimo. Certo. Favorevole. Per me sì. Sì o no? No. Secondo un'indagine Eurispes, i social spesso sono strumenti che amplificano comportamenti devianti, disumanizzando le vittime, normalizzando condotte violente e abusanti. Danno molto la testa, si scoprono trend stupidi, fanno bravate, insomma per un po' di viralità non ha senso. Potrebbero essere utili se saputi utilizzare bene. Li stanno mangiando un cervello questi social, non hanno più spontaneità. Danno comunque un messaggio sbagliato. Un problema quello della perpetua viralità che si pone anche tra i banchi di scuola, seppure i cellulari sono vietati. A scuola noto che i ragazzi sono completamente assenti, assorbiti da questo sistema, però è un discorso un po' più ampio perché forse li dovremmo evitare di più anche noi adulti. Fatta la legge, trovato l'inganno, il divieto si può sicuramente aggirare mentendo sull'età, come già accade. Succede e continuerà a succedere assolutamente. Qui diventa fondamentale il ruolo delle famiglie. Meglio vietarlo e poi sono in primis i genitori che dovrebbero vietarlo. Come impedire l'uso e l'abuso dei social ai minorenni? Io metterei tutto invece a pagamento, anche WhatsApp. Così ci finiscono di dire avanti, mandando messaggi a camurria, tutto a pagamento. Ecco, a volte insomma il dialetto aiuta, no? A rendere chiari certi concetti. Don Ugo, i suoi ragazzi allo Sperone, cosa ne penserebbero? Allora, mi ricollego a quanto detto prima, dico chiaramente non parlo di gioco e dico che è un gioco, certo. O che stiamo sminuendo quello che è accaduto, attenzione, certo. Ma vi parlo di quello che loro percepiscono. E allora, ripartendo anche da quello che diceva questo servizio sui social, no? Tutto quello che è social appartiene a un mondo che per questi ragazzi è il virtuale, che diventa reale, che è lì e quindi si può fare e quindi è lecito. Si crea una vita parallela che vivono spesse volte da soli, abbandonati sul web. E allora l'uso dei social è pericolosissimo nella misura in cui questi ragazzi vivono abbandonati sul web
già da piccoli in questo mondo virtuale che poi nel reale non sanno gestire. Allora, io ho chiarissimo che chiaramente si parla di condotte criminose, si parla di problematiche gravi, si parla di reato, si parla di malessere, di danni anche gravi e irreversibili che si possono fare a una psiche umana, a un giovane, a un giovanissimo. Ma quanto ce l'ha chiaro chi lo fa e i suoi genitori non lo so. Ecco, questo è il mondo degli adulti, su questo si deve interrogare. È lì il punto di svolta. È inutile che continuiamo a dire c'è il crimine, c'è il reato. No, prima di tutto manca l'umanità in questi ragazzi, della condivisione umana del quotidiano. Manca l'umanità. Manca questo, e dobbiamo chiederci perché. Noi come parrocchia, ad esempio, stiamo investendo un mare di soldi per un progetto che si chiama We Talent, insieme forti senza violenza. Ne parliamo tra poco, Don Ugo, ne parliamo tra poco, un attimo soltanto, ne parliamo tra poco. Ovviamente era chiaro il suo riferimento al gioco, non certamente ciò che pensa lei, ma la percezione, no, di chi compie certi atti, insomma mi sembra evidente. Avvocato, io vorrei soltanto un attimo, prima di fermarci per una pausa, congedarmi da lei e ringraziarla per la sua presenza. Le faccio anche la preghiera di abbracciare la famiglia di questo giovane, e questo giovane che siamo sicuri uscirà da questa vicenda più forte e pieno di persone e di amici, perché di amici ne ha avuti e ne ha ancora, e quindi abbracci da parte nostra questa famiglia, così come ovviamente la comunità scolastica che ha permesso che si arrivasse a questo risultato, unitamente ovviamente alla dirigente scolastica del Salvatore Pugliatti di Furcisicolo, che ha preso ovviamente questa giusta iniziativa. Avvocato, ci possiamo risentire fra qualche giorno? Sì, senz'altro. Io volevo soltanto, se mi è consentito, dire che questa vicenda deve essere un monito anche a tutti quei ragazzi che magari soffrono delle situazioni del genere in silenzio, e che magari si vergognano di portare fuori quello che succede. Ecco, la vergogna non deve essere di chi subisce. La vergogna è di chi compie determinati atti, e quindi un monito a denunciare e a far uscire fuori queste situazioni, perché solo così si può combattere anche quella che è una piaga sociale veramente difficile da debellare. Avvocato, grazie davvero. Grazie davvero, grazie, è stato prezioso il suo intervento, buon lavoro. Noi ci fermiamo per una pausa, torniamo per la chiusura. Siamo tornati in studio, parliamo di bullismo, partiti dal caso del giovane di Furcisicolo, avremo certamente altri aggiornamenti. Allora, dunque, una platea di spettatori nostri che guardano in TV, chissà quanti tra i nostri telespettatori avranno, come dire, sentito dire, visto, no? Hanno avuto sentore di situazioni come dire, di allarme, no? Che possono legare il tutto alla parola bullismo. Non bisogna star zitti. Esattamente, perché in questi fenomeni del bullismo, ma anche del cyberbullismo, vengono in considerazione anche gli spettatori. Non c'è solamente il bullo e la vittima, c'è anche lo spettatore. Chi è lo spettatore? Il gruppo che assiste alla condotta criminosa del bullo nei confronti della vittima. Quindi immaginiamo che ci sia un gruppo di ragazzi che assiste senza fare niente, quindi in silenzio o addirittura ridendo a quello che sta accadendo davanti ai suoi occhi, senza muovere un dito. Questi sono gli spettatori che stanno in silenzio oppure ridono anche a tutto ciò che stanno vedendo, e dobbiamo fare presente che il silenzio e l'indifferenza non sono neutri nel bullismo, hanno delle conseguenze deleterie a cascata sia sul bullo che sulla vittima. Dobbiamo ricordare che il bullo non agisce di nascosto, ha bisogno di un pubblico per potersi esaltare, cioè il fatto di compiere l'atto di, che ne so, di violenza, di prendere a calci, sputare sopra un ragazzo, se questo atto lo compie davanti
davanti ad una platea che sorride o che si sta zitto, questo non fa altro che aumentare il suo status, il suo senso di potenza e la sua visibilità. Un altro effetto è quello che il silenzio o la risata come approvazione viene vissuta come approvazione esplicita o come paura, e quindi anche la paura di chi non parla viene percepita dal bullo come un segno di potenza da parte sua. Ancora si perde anche il confine all'interno del quale agire, cioè perché visto che non ha, diciamo, nessun contrasto, l'asticella del livello di azioni criminose si innalza sempre di più. Inoltre si verifica un fenomeno che è la cosiddetta diffusione della responsabilità. Per esempio, cioè, se c'è un gruppo di ragazzi che sta assistendo, sono 10 ragazzi che assistono a questo atto di violenza. Allora ognuno di loro pensa: ma perché devo essere io a denunciare, a parlare? Sicuramente ci sarà qualche altro che lo farà. Quindi assistiamo ad un azzeramento del senso di responsabilità, perché nessuno agisce, e quindi questo non fa altro che acuire il problema, anche perché il bullo quando lo fa in presenza assiste, diciamo, alla sofferenza della vittima, ma quando compie gli atti di prevaricazione, di coercizione attraverso invece lo strumento del telefono, non si sviluppa quell'empatia, cioè la perde completamente, perché non vede le lacrime di chi soffre, non vede la sofferenza, e la vittima di fronte al silenzio degli altri si chiude, come diceva l'avvocato, in se stessa, certo, prova vergogna, addirittura arriva a pensare che la colpa sia sua e quindi non parla. Per cui che cosa dobbiamo dire noi agli spettatori, a questi ragazzi? Chiaramente non devono fare gli eroi, ma non devono girarsi dall'altra parte, non devono praticamente, cioè devono informare gli adulti e quindi segnalare. Allora, Don Ugo, io mi ricollego con lei. I bulli sono sempre ragazzi? I bulli molte volte sono state a loro volta vittime prima, partiamo da questo. Ma sono sempre giovani? Sono giovani, anche giovanissimi, Questo è importante dirlo. Si inizia anche a 12-13 anni, 11 anni a volte, e allora bisogna stare attenti e dobbiamo anche lavorare sulla prevenzione coinvolgendo la comunità scolastica, la comunità educante, che può essere la parrocchia, l'oratorio, e dobbiamo creare spazi di ascolto, è fondamentale. Quello che diceva l'avvocato sull'isolarsi della vittima è assolutamente vero. Tant'è che la parrocchia già da 3 anni ha attivato un servizio di ascolto psicologico che serve proprio per questo, per le mamme in difficoltà vittime di violenza, per quelle situazioni che non si riescono a esprimere con facilità, e allora serve uno spazio sano di ascolto, di confronto, e quindi il sacerdote ha la sua parte, ma poi ci sono anche degli specialisti che lavorano su questo. Ci integriamo, lavoriamo in equipe, c'è il neuropsichiatra, c'è il prete, c'è lo psicoterapeuta. Questo è importante, però dobbiamo coltivare un ascolto sano tra i nostri ragazzi, portando bellezze d'arte. Lei è riuscito sia a scuola che nel quartiere, quindi che in chiesa, è riuscito a raccogliere tante testimonianze da parte di chi subisce, ma anche da parte di chi sa, di chi è a conoscenza, Don Ugo? Sì, regolarmente. Quello che avviene di bello oggi, almeno qui nella nostra comunità, è che chi assiste non si gira dall'altra parte, magari chiede aiuto di nascosto al prete, al professore o all'amico, all'adulto di riferimento del momento, però si cerca di non lasciare sola la vittima. A volte non ci si può esporre, si sbirro, no? Classica espressione che si usa tra i ragazzi: non fare lo sbirro, fatti i fatti tuoi. Però invece noi educhiamo che qua non c'è da fare lo sbirro, da fare i fatti propri, qua c'è da intervenire, perché lì c'è un altro come me che ha bisogno di me, della mia attenzione, della mia parola. A volte va fatto con prudenza, va fatto nel segreto, facciamolo. L'importante è farlo. Io ad esempio nelle prime medie, tutte le mie prime medie, le mie classi, io faccio una lezione sull'applicazione UPOL della Polizia di Stato, che permette di segnalare in anonimato problemi e situazioni che ci fanno paura. Quindi non lo vuol dire al prete che paura che parla con mamma, non lo vuol dire al professore, c'è l'applicazione. Quindi visto che loro sono in questo mondo virtuale, gli faccio conoscere questo spazio sano in cui possono comunicare con la sala operativa della Polizia di Stato. Ha fatto benissimo a ricordare UPOL. Tra l'altro io, come vede, sono, come dire, con una donna in divisa, una vicecomandante. Anche la divisa deve essere un baluardo, Don Ugo, no?
la divisa è un baluardo, quindi anche incontrando una persona in divisa ci si può accostare, perché quello è non solo un baluardo, di più una presenza amica. una presenza Dire amica. questo in un quartiere come lo Sperone, dove molte volte le forze dell'ordine sono quelle che si sono portati via papà, il fratello, l'amico, non è facile, ma lo stiamo costruendo, tanto con i carabinieri, con la polizia di Stato, con la municipale, con l'esercito, con la finanza. Abbiamo creato spazi di incontro molto belli, nei quali i ragazzi comprendono da un lato quel lavoro che quelle forze dell'ordine hanno fatto nei confronti del papà, dello zio, dell'amico, del fratello, ma si rendono conto che i primi a essere vicini in caso di difficoltà sono proprio quelle divise che magari in quel momento gli hanno fatto, tra virgolette, del male, senza che chiaramente male non era. Dobbiamo purtroppo chiudere perché siamo in un ritardo clamoroso, ma l'argomento è importantissimo e la mia regia in questo momento è molto clemente, però dobbiamo veramente salutarci. Lanci l'appuntamento, Don Ugo, che riguarda ovviamente questa iniziativa a cui faceva cenno. Velocissimo! Subito dal 2 al 4 luglio nel cuore dello Sperone di Roccella in Corso dei 1085B, a pochi metri dal centro commerciale Forum, We Talent, insieme forti, senza violenza. Avremo il Gen Rosso, gruppo internazionale, che farà uno stage con 100 giovani e giovanissimi di danza, di canto, di recitazione, e porteremo tutto questo sul palco a ingresso libero sabato 4 luglio alle ore 21. Allora, lo sport, la musica, l'arte, noi lo seguiremo con il nostro Marco Gullano e sono assolutamente sicura. Arriva un messaggio tra i tanti che mi colpisce particolarmente, ma che io non posso leggere in questo momento in diretta, sottoporrò ovviamente alla visione del vicecomandante, perché è una richiesta in qualche modo di aiuto. Per cui io intanto ringrazio i miei ospiti di aver insomma preso parte a questo dialogo, no? Perché parlarne aiuta sempre. Ringrazio Don Ugo e ringrazio ovviamente il vicecomandante Caffo. Grazie a voi. E un buon pomeriggio a tutti quanti voi.